Giovanni Panepinto, presente a questa iniziativa oggi qui presso il foyer del Teatro Pirandello al municipio per una simpatica iniziativa dove si potranno gustare i prodotti sicani dell'enogastronomia nell'ambito di un progetto della SMAP. Ce ne parli meglio? Il progetto ha un titolo che è, come dire, molto rappresentativo, sono le vie del cibo della lunga vita. Nei Sicani, grazie anche ai cibi, ci sono centenari di persone a 90 anni, 80 anni, ce n'è a centinaia, c'è la qualità della vita alta e il cibo che il cibo non è frutto della nostra arretratezza perché ha un legame profondo con la terra e quindi questa condizione, questa peculiarità particolare la rappresenteremo insieme all'Università di Palermo e al Dipartimento di Scienze e Tecnologia, al Galle, alle Galle Sicane, al Distretto Turistico d'Agrigento, così come al Consorzio di Tutela Arancia, al Consorzio di Tutela IGP Olio e agli istituti alberghieri di Bisacquino, Bivona e Agrigento, in giro per i Sicani, da Siculiana a Bisacquino, da Cattolica a San Giovanni Gevere e Cammarata e così via dicendo. Saranno iniziative fino al 31 dicembre con un progetto finanziato dall'assessorato all'agricoltura. Oggi siamo qua con ricotta, con formaggi, con pignolate, con la nostra salsiccia e le nostre olive, con olio extravergine d'oliva, con tanti dolci e una particolarità arriva dal Consorzio di Tutela dell'Arancia di Ribera con una magnifica torta con il logo del consorzio e con decine di chili di dolci alle arance, più dolci di mandorla, più bacco di fave, prodotto preparato a Santo Stefano Quisquina con ricotta salata e olio. Sono questi cibi che ti permettono di vivere oltre 100 anni bene. Ricordiamo che il progetto fu presentato al Respiro Nazionale alla BIT di Milano. Sì, l'abbiamo presentato alla BIT di Milano perché è chiaro che la gastronomia si lega indissolubilmente al turismo. Quali altre iniziative a breve? A breve saremo a San Giovanni Gevere e Cammarata per passare da Palazzo Adriano, per poi arrivare a Montedoro, poi a Cattolica Eraclea con la sagra dei frutti della terra, saremo a Siculiana, saremo a Santo Stefano, a Cianciana, dove si tiene la festa del raccolto, che è la tradizione dopo la mietitura, saremo a San Biagio Platani, saremo a Luccasicola, a Ribera e lì saranno le arance a fare l'arancia a fare l'attrice protagonista, saremo a Bisacquino, saremo in 15 comuni della provincia di Agrigento, della provincia di Palermo e della provincia di Caltanissetta. E siamo anche, dentro i programmi di Agrigento Capitale della Cultura e il Ministro dell'Agricoltura, onorevole Lollobrigida, poco fa con piacere si è assunto l'impegno di venire in estate con una manifestazione dove ci saranno cibi e prodotti delle nostre aziende dei Sicani. La dieta mediterranea che valore assume nell'ambito della regione? Quest'anno alla regione Siciliana è riconosciuto il titolo di regione della dieta mediterranea e noi valorizziamo i prodotti con il progetto Le Vie del Cibo della dieta mediterranea nei territori sicani. Il vino italiano continua a crescere nell'export, magari diminuisce la quantità ma aumenta il valore, perché anche grazie al lavoro degli enologi, dei nostri imprenditori tutti, viene sempre più valorizzata la ricerca, la capacità di creare un prodotto di altissima qualità che nel mondo viene apprezzato. Con il consolidamento di mercati importanti come quello statunitense, quello tedesco, quello giapponese, ma anche con l'apertura di nuovi mercati che diventano di grande interesse perché ovviamente migliorano la possibilità di vendere e quindi di creare ricchezza e lavoro in Italia. Molto impegnato a tutelare il vino come alimento identitario, economico, di tutela dell'ambiente. Io credo anche della tutela di salute, se vogliamo intendere nel suo complesso, anche di benessere mentale legato alla convivialità, quando si sta insieme con un buon bicchiere di vino si sta meglio dal nostro punto di vista. Il nostro governo da questo punto di vista è riuscito in Europa a fare molto, a evitare misure folli che vedevano il taglio dei finanziamenti alla promozione del vino, agli investimenti in questo settore, e continueremo a farlo in ogni ambito. Ottima scelta quella degli enologi di
organizzare il loro congresso nella capitale della cultura, perché Agrigento è una città straordinaria, legata a una storia, quella della Magna Grecia, e proprio Tucidide disse che l'uomo esce dalla barbarie quando comincia a coltivare l'oliva e la vite, e quello è un po' un simbolo di quanto sia profondo il rapporto tra la cultura, tra l'identità e anche un prodotto nobile come il vino.